Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Come ogni giovedì torna l'appuntamento con Confartigianato Imprese Verona, oggi per parlarci degli aiuti che la bilateralità veneta ha messo in campo nei confronti degli artigiani. Ne parliamo con il coordinatore del settore contrattuale sportelli della bilateralità EBA Vesani in Veneto, Michele Adami. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie, benvenuti anche voi. Allora Michele, grazie per essere con noi. Dicevamo gli aiuti in questo momento difficile della bilateralità veneta. Ci racconti? Allora, intanto bilateralità significa che queste aziende artigiane devono avere almeno un dipendente, tanto così per inquadrare l'argomento. E l'aspetto che è stato messo in campo è insomma risorse economiche, grosso modo stiamo parlando di 15 milioni di euro, che vanno a contributo per le aziende artigiane e per i dipendenti delle aziende artigiane. Quindi ci sono tante, diciamo così, occasioni di vedere rimborsate delle spese o delle problematiche che il Covid ha portato in azienda. Purtroppo questi contributi, o per fortuna, dipende dal punto di vista, stanno avendo parecchio successo perché il Covid ultimamente è entrato prepotentemente anche dentro le aziende artigiane di Verona e del Veneto. Fondamentalmente gli interventi riguardano l'ente bilaterale dell'artigianato veneto, che va a rimborsare per le aziende il fatto di aver avuto un dipendente o più dipendenti a casa in quarantena o in isolamento fiduciario. Contribuisce alle spese che le aziende hanno avuto per le sanificazioni dei macchinari piuttosto che delle aziende stesse, e poi c'è un contributo anche per i protocolli sanitari che più passa il tempo e più sono indispensabili alle aziende. Sempre l'ente bilaterale dà dei rimborsi ai lavoratori per il fatto di, diciamo così, integrare magari questo periodo di cassa integrazione che hanno avuto e per il, diciamo così, il disagio di aver avuto, soprattutto nel periodo di marzo-aprile, i figli a casa ed essere stati costretti magari a lavorare anche in smart working con i figli, diciamo così, a casa. L'altro intervento molto forte è quello che ha fatto Sani in Veneto, e anche qui i contributi sono per tutti e due, cioè sia per le aziende e sia per i lavoratori. Per le aziende perché vengono rimborsati tutti i costi, diciamo così, i vari DP cosiddetti, che sono le mascherine, il gel, i guanti, e oggi vengono rimborsate anche le aziende che hanno fatto spese per i tamponi che magari hanno fatto ai loro dipendenti. Dall'altro lato i dipendenti stessi hanno diritto dei contributi per il fatto di essere stati ad esempio in quarantena 2 settimane, che ne so, di isolamento fiduciario, hanno diritto a una diaria che arriva fino a 450 euro. Lo stessa cosa per i dipendenti, se hanno fatto dei tamponi di loro spontanea volontà, hanno un rimborso di quel tampone che è stato, o di quei tamponi che sono stati effettuati, perché purtroppo i tamponi cominciano a essere anche fatti più di uno. L'altro ente bilaterale che è entrato in campo è quello che riguarda l'edilizia, e anche l'edilizia ha riproposto, diciamo così, le stesse linee di rimborso che riguardano da un lato le aziende se hanno avuto delle sanificazioni con dei casi di contagio in azienda, in questo caso c'è questo requisito che bisogna aver avuto un contagio in azienda, dall'altro lato dei contributi per i dipendenti che hanno avuto problemi, diciamo così, perché sono rimasti a casa per il Covid. Quindi queste misure che sono state messe in campo per aziende e lavoratori dell'artigianato dai 3 enti bilaterali, l'ente bilaterale dell'artigianato Veneto, Sani in Veneto e il Cassa Veneto che copre l'edilizia, in tutto sono circa una quindicina di milioni di euro che sono a disposizione per le aziende artigiane fino al 31 marzo 2021. Questi sono un po' i termini dei rimborsi che stiamo erogando in questo momento. Ecco, c'è un'altra scadenza, Michele, quella del 31 gennaio, per presentare le domande riferite ai contributi per l'acquisto di attrezzature, impianti, brevetti e licenze d'uso. Sì, questo è, diciamo così, in ordine cronologico per le scadenze dell'ente bilaterale, è il primo contributo che cade durante l'anno e riguarda appunto quelle aziende che nel 2020 hanno acquistato attrezzature e macchinari. Ora è vero che il Covid ha diciamo così, messo in difficoltà le aziende che magari non hanno investito particolarmente in quest'anno, però è altrettanto vero che
il 4.0 ha fatto sì che le aziende magari prima della tempesta, diciamo così, del Covid, avessero comunque fatto degli investimenti e quindi queste attrezzature e macchinari, se superano un imponibile di 20.000 euro, danno diritto a un contributo del 5% con un tetto massimo comunque di 2.500 euro. Se poi si tratta di appunto attrezzature e macchinari con il 4.0, si ha anche il diritto ad avere un contributo che è il modello A66, che dimostrato che si tratta di un contributo appunto 4.0 dà un ulteriore rimborso di altri 1.500 euro. Qual è? Che cosa significa 4.0? 4.0 sono, diciamo così, le nuove tecnologie che le aziende stanno sfruttando, nel senso che hanno acquistato dei macchinari che attraverso un sistema, diciamo così, di automazione digitale riescono a fare dei lavori che prima non riuscivano a fare grazie a queste nuove tecnologie. Questi acquisti sono stati particolarmente stimolati sotto il profilo fiscale e una volta attestati, diciamo così, che si tratta di quei particolari macchinari, l'ente bilaterale, che generalmente premia chi reinveste, diciamo così, nella propria azienda, ha deciso di dare questo ulteriore contributo. L'ente bilaterale poi, al netto di tutti questi contributi che sono stati messi in campo per la pandemia, continua a dare i soliti contributi, che non sono molti, e qui apro una parentesi veloce, nel senso che molto spesso l'azienda artigiana nel modello F24 paga EBNA, trova questa voce, è convinto che sia una delle tante tasse da pagare per non avere nulla in cambio. Invece l'ente bilaterale dell'Artigianato Veneto di ritorno da parecchie prestazioni e fin qui abbiamo parlato di qualcuna. Oltre a quelle di cui abbiamo parlato adesso, con l'andare dell'anno ci sono altre scadenze, ad esempio tutte le visite mediche che i datori di lavoro sono costretti a fare per legge ai propri dipendenti vedono un rimborso, i costi della sicurezza vedono un rimborso, i macchinari che vengono anche acquistati, per esempio per le autofficine che acquistano macchinari come banche dati, vedono anche quelle una sorta di rimborso da parte dell'ente bilaterale. Quindi per tutte le categorie dell'artigianato, ognuna per la sua specificità, poi tra l'altro in alcuni casi c'è tutta una serie di filiere di rimborsi che molto spesso le aziende non conoscono, ma che di fatto è una opportunità che hanno per il semplice fatto, diciamo così, che lo pagano, e quindi è bene che conoscano anche, tra virgolette, quello a cui hanno diritto ad accedere, e sul sito eba.it trovano tutte le indicazioni e il catalogo dei rimborsi a disposizione. Ecco. Eh sì, per questo vi consigliamo sempre di rivolgervi a Confartigianato. Ecco, Michele diceva che appunto lo scorso anno, ovviamente a causa della pandemia, magari le aziende non hanno fatto dei grossi investimenti in attrezzature, però in realtà invece con l'aumento dello smart working, che è stato molto incentivato ovviamente per evitare il contagio, magari si sono trovati ad acquistare nuovi PC, tablet o strumenti di questo genere. Questi sono inclusi nei contributi dei quali stavamo parlando? No, allora per lo smart working è stato fatto un contributo ad hoc, nel senso che lo smart working ha avuto nel corso dell'anno, diciamo così, due tipologie. Quello semplificato cosiddetto, per cui bastava una comunicazione molto semplice, anche formalistica, a CEO Veneto, e quello, diciamo così, più strutturato, che prevedeva una contrattualizzazione individuale col dipendente sul fatto che stesse smart working. Entrambe queste possibilità verranno rimborsate alle aziende a partire dal prossimo mese, dando un contributo inferiore per chi ha fatto, tra virgolette, diciamo solo semplicemente una comunicazione al centro per l'impiego. Un contributo invece più sostanzioso a chi ha fatto, diciamo così, lo smart working vero, formalizzandolo in un contratto di lavoro con proprio tutti i crismi che prevederebbe lo smart working, e allora a quel punto lì il contributo arriva anche a superare i 1.000 euro per l'azienda. Questi 1.000 euro, diciamo che si potrebbe intendere, vanno a rimborsare le eventuali spese che ha dovuto supportare l'azienda per dare gli strumenti necessari ai dipendenti. Ecco, da questo punto di vista sì. Bene, io ringrazio davvero molto Michele Adami per essere stato con noi, è stato chiarissimo, e attenzione quindi a tutte le date e le scadenze, ma soprattutto a quelli che sono i vostri diritti. Ribadisco, Confartigianato è sempre a vostra disposizione. Grazie ancora, buon lavoro.
Grazie, quindi chi volesse contattarci, il numero di telefono è 045 92 11 555. Grazie, l'appuntamento con Confartigianato torna la prossima settimana. Noi ci fermiamo solo per qualche minuto di pubblicità, tra pochissimo l'esperto risponde.